Il titolo è sicuramente molto ambizioso, però Venezia se lo può sicuramente permettere perché è una concentrazione di tutte le esigenze e le problematiche e anche le aspettative che si ha sulla sostenibilità, nel senso più lato del termine, sostenibilità ambientale, sostenibilità economica, sostenibilità sociale, perché è una città che vive in maniera molto determinata e molto, come possiamo dire, in qualche modo incisiva i cambiamenti climatici e anche i cambiamenti dei modi di vivere. Infatti abbiamo il problema del turismo, abbiamo realizzato un'opera ingegneristica fenomenale che è quella del Mose per salvaguardare la città, che crea determinati problemi, ci serve sempre un po' di compromesso su tutte le attività. Però può permettersi di dare lezione al mondo anche perché è una città che era molto accogliente. Infatti vediamo che molto la manodopera cittadina, soprattutto dei ristoranti, non è sicuramente italiana, quindi una città che può in tutte le sue vesti rispondere al mondo a dare esempi di sostenibilità. Credo che cultura e artigianato camminino sulle stesse gambe. Hanno anche un piccolo, secondo me, un altro luogo comune che è quello che questo Stato, questo Paese investe poco, sia nell'uno che nell'altro, e invece ce ne sarebbe bisogno. Perché ogni bottega artigiana ha in sé della cultura, ha una cultura, se vogliamo, della tradizione, e quindi va benissimo, ma anche facciamo molte esposizioni all'interno di palazzi meravigliosi come questi, e quindi si avvicina sempre artigianato e cultura.